Nei prossimi giorni il governatore Luca Zaia firmerà il decreto che dà il via libera alle elezioni regionali per il 20 e 21 settembre, come deciso dal governo. Tuttavia, il commento di Zaia, se avessero accolto la proposta dei presidenti delle regioni, si sarebbe già votato in un periodo sicuro dal punto di vista sanitario. Finalmente hanno deciso la data del voto, potevamo già votare in questo periodo perché insomma tutto sommato la situazione adesso è abbastanza tranquilla. Sono contento che finalmente si sia fissata la data delle elezioni e spero che sia una campagna elettorale che ci consenta di parlare di contenuti e non soltanto di divisioni. Per la campagna elettorale ci saranno poco più di 2 mesi e Zaia adotterà il provvedimento che fissa le elezioni almeno 50 giorni prima dell'apertura delle urne. Una campagna elettorale strana, con distanziamento e divieto di assembramenti. Penso che il Veneto abbia il diritto di vivere una campagna elettorale vera fra Zaia, Lorenzoni e tutti gli altri candidati che si sono già messi in campo. Penso che sia necessario perché l'abbiamo detto tante volte in questi mesi in cui ovviamente non si è potuto andare a votare, la democrazia è fondamentale, quindi la possibilità per i cittadini di scegliere con il loro voto. Sarà una campagna molto particolare, uno perché la facciamo durante i mesi caldi dell'estate, quindi voglio dire sarà tutto più difficile anche proprio per la questione del Covid, quindi non sarà la classica campagna tradizionale, ma sarà una campagna fatta ovviamente di contatti ristretti, di conoscenze, quindi una campagna molto molto delicata. Ora fare le liste e scegliere i candidati sarà per tutti la priorità. La Lega e lo stesso governatore Zaia personalmente sono i grandi favoriti, ma la campagna elettorale, dicono, non sarà in discesa. Assolutamente no, la campagna elettorale va sempre combattuta sul territorio con la concretezza, l'umiltà e la sostanza della buona amministrazione fatta giorno dopo giorno, quindi nulla è regalato.